sai chi partisse strac e voglio di dormire? Mio nipote, poi non è possibile che io voglio di dormire, mio nipote mi chiama a orari improbabili. Quanti anni tipo ha? a l'una del pomeriggio. Quanti anni ha suo nipote? 60. Mi ma- chiama e mi fa: oh nonno, tu hai tecnologizzati giovani, fai anche tu giochi col cazzo. Allora mi dice: prendi il touch. Ha ragione. Ma se non tu riesci neanche a toccare il pantalone, cioè che hai di comprare io il touch, vergognoso. Ma poi cosa compro io? Che ho delle dita che sono come salsicce, come strudel, meli da uomo. Dentro c'ho il sangue coagulato che le indurite. Duri. Lei è un'embolia vivente, Dante. Pale. Presente la pale, non sento nulla più. Anzi, ti dirò di più. Dica di più. Hai presente quella sensazione di quando vai a dormire che... Sicuramente no. Sì, che non senti più il braccio, è presente? Tipica. Sì, un po' sì. Io ce l'ho sempre. In tutto il corpo però. In tutto un callo umano. Una nespola umana. Lei... E il touch vuole quell'altro, non so. Vabbè, allora direi che abbiamo detto tutto. Ah! Ecco, mi sembrava. Quel ricciolo lì, cosa mi dici di quando smettere? Va bene, Io infatti. voglio dire giovins miardosos, ok? Che linguaggio. Col taccino, no? Io sono qua perché voglio far diventare i giovani dei vecchi. Io voglio che il vecchio è serio, costante, invece no il giovane col pantalone, no? Lui va a ballare in discoteca col pantalone a pinocchietto. Sai dove glielo metto il pinocchietto io? Dove? Quello bugiardo però glielo metto. E non ti dico dove. Vergognoso. A ballare reggaeton con gli sbalis flapis. Lei ha un callo lì sotto, vero? Vero Dante? A fa ballare coglioni, sfiappi. Ecco, fashion blogger, quanti mestieri. Di qualcosa, svegliati! A raccogliere verze! Domani voi chiudete baracca a raccogliere verze! Io le lascio lo spazio radiofonico di cui ha bisogno, quindi non pretenda che le faccia un intrattenimento io. Facciamo così, Dante, siamo in chiusura. Una sua chiusura, se ha qualcos'altro da dire, una morale, un pensiero, Una morale. un'opera o una remissione, quello che vuole lei. Ma tu parli a me di morale? No, beh, Sai cosa hanno visto questi occhi? Che morale pensi che abbia io da 80 anni? lei ha visto... Raso terra quando va bene! Lei può Quindi essere... non provocarmi! Lei può essere considerato l'uomo con minor morale in Friuli? Possiamo dirlo? Allora, se mi parli di acqua, è un discorso. Oligomorale. No! Se mi parli di morale sentimento, Sì? io sono come una zolla. Duro? No. Friabile. Però quando ti becchi il nocciolo dentro la zorra, è presente che c'è sempre il sassolino? Sì, è come... Da piccoli, sai quando si giocava a tirarci le zolle? Sì, certo. Uno è andato in trauma cranico, perché ha beccato il sassolino duro dentro. Era lei quello! Ma cosa? Io non vado mai in trauma. Allora direi, chiudiamo con un saluto a una persona a lei conoscente, un amico, Allora voglio... un parente. Siccome mi fai rompi gli sbalischi. Giovanna? Giovanna Sconsoli? No. No, un'altra. Un'altra? Giovanna? Allora, io ti ricordi quell'anno che siamo andati al laghetto? Che tu avevi... Quanti anni avevi? 78? Siamo andati al laghetto a dare le briciole ai pesci. Ti ricordi che mentre davi le briciole io ti guardavo le poppe? Scusami, perché in realtà io non volevo. In realtà io ho un cuore di burro. Perché anche l'anziano, come la corteccia dell'albero, Sì, o come la dura roccia della montagna, sì. in realtà dentro nasconde degli gnomi. Degli gnomi che lavorano giorno e notte Per farle battere il cuore? e raccolgono rose per te, perché sei sempre stata l'amore
della mia vecchiaia. Signore e signori, Signori, non si poteva concludere di meglio, non si poteva. ringraziamo Dante, un uomo dal cuore tenero, finalmente. Grazie Grazie Dante. grazie mille Dante.